Questo è un grappolo che sembra all'apparenza buono, ma se noi constatiamo e guardiamo da vicino è tutto da buttare. Come potete osservare, vedi, questi sono gli attacchi con le mine che si sono schiuse e hanno fatto il danno, praticamente si forma il vermetto. Per i pomodori di Cavallino Treporti è il nemico numero 1, si chiama tuta assoluta, è il parassita che sta attaccando le coltivazioni causando forti danni con inevitabili conseguenze economiche per le aziende. C'è chi lamenta la perdita di metà del raccolto ed è il caso più diffuso, ma c'è chi addirittura ha visto colpito il 90% della propria produzione. Si comincia con l'uovo che la farfalla deposita sul frutto oppure sulle foglie, poi questo diventerà una farfallina che a sua volta farà l'uovo che si sviluppa e quindi il ciclo continua. Una situazione di assoluta emergenza per la quale la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, chiede un intervento urgente. Il problema principale è che i prodotti che attualmente sono in vigore e sono utilizzabili in Italia non sono efficaci, per cui ci aspettiamo dalla Regione e dal Ministero della Sanità a livello nazionale uno studio approfondito e veloce, possibilmente, per vedere di combattere, questo insetto. Cavallino Treporti è l'area produttiva del pomodoro più estesa del veneziano. Attualmente vede impegnate una 60ina di aziende per una produzione di poco inferiori ai 100.000 quintali, ma è anche un'area dove le aziende orticole vivono una crisi che ha portato a diverse chiusure. Non si fa più reddito, si lamentano gli operatori, ed ora è arrivata anche la tuta assoluta. Se la CIA chiede un intervento urgente a Regione e Ministero, nel frattempo si tenta di correre ai ripari. Sicuramente la terapia che stiamo vedendo che è quella di inserire le reti più fitte nelle parti esterne, di modo che si possa isolare sostanzialmente la coltura nel suo interno, e poi l'introduzione di insetti utili, ma la cosa più importante è quella che quando una coltura è finita bisogna eliminare la coltura stessa, per cui non si deve mantenere l'inoculo della malattia.